Eccoci e bentornati sul canale YouTube Ligurian Fishing Adventure. Quest'oggi, visto che ormai siamo giunti alla bella stagione, parliamo di regole di navigazione e quindi tutte quelle regole di navigazione che non piacciono tanto ai nostri amici diportisti. Sarebbe bello vivere in un mondo senza regole oppure le regole sono necessarie per vivere in un mondo bello? Certo è che nella navigazione, così come nella mobilità a terra, non siamo esenti dal rispetto di una certa quantità di norme di comportamento. L'obiettivo di queste regole è assicurare la sicurezza a bordo, diminuire le eventualità di incidenti, promuovere la convivenza civile, osservare la salvaguardia dell'ambiente. La capacità dei diportisti di ubbidire a queste norme e mettere in essere un comportamento sempre esemplare dipende da molti fattori. La coscienza di ciascuno innanzitutto, la condivisione con filosofia di quella legge, così come la paura di prendere una multa per mancata inosservanza della stessa. Alcune regole di navigazione, quelle fondamentali per la sicurezza ad esempio, vengono in linea di massima rispettate. In pochi si sognerebbero di non tenere a bordo i giubbotti di salvataggio o di non dotare la barca di copertura assicurativa. Altre regole invece vengono spesso ignorate. Abbiamo provato a fare una classifica basata sulle statistiche dei controlli in mare da parte delle forze dell'ordine. Al primo posto troviamo il limite di velocità. La navigazione all'interno e in prossimità dei porti è regolata da una serie di norme generali che devono essere osservate ovunque. Innanzitutto si deve navigare a velocità moderata. In generale all'entrata di una marina ci sono dei cartelli che indicano la velocità massima consentita all'interno del porto. In ogni caso non si deve mai superare i 3 nodi, velocità che consente sia di avere tutto il tempo di fermarsi o correggere la rotta in caso di ostacoli improvvisi, sia di non provocare eccessivo spostamento d'acqua, fastidioso per le imbarcazioni all'ormeggio. La velocità di navigazione andrebbe sempre moderata a seconda della situazione. Ad esempio nel passare di un tratto di mare particolarmente trafficato, oppure vicino alla costa, ma soprattutto all'interno dei porti. Velocità non moderate rendono la navigazione in porto molto impegnativa e particolarmente pericolosa. Occorre fare particolare attenzione a molte cose mentre si prepara la manovra di ormeggio o di disormeggio. Per questo motivo il limite di velocità è generalmente fissato a 3 nodi. La regola sarebbe valida per tutti, comprese le forze dell'ordine, gli ormeggiatori e gli operatori del porto, indipendentemente dalla stazza e dalla motorizzazione. Ma quanti in pratica lo rispettano? Punto 2. Distanza minima dalla costa. Per ragioni di sicurezza, ogni capitaneria di porto stabilisce una distanza minima dalla costa, valida sia per la navigazione a motore che a vela. Questo limite può variare dai 150 ai 500 metri a seconda delle disposizioni locali che, lo ricordiamo, hanno valenza di legge. Il minimo in generale corrisponde ai tratti di scogliera, mentre le distanze massime vengono richieste per le spiagge frequentate da bagnanti. Che questa regola possa essere sistematicamente disapplicata nella pratica lo testimoniano i casi di cronaca riportati a ogni stagione estiva dai TG, che hanno ad oggetto persone falciate da eliche e danni da incaglio alle imbarcazioni. Punto 3. Precedenze in mare e nei porti. A stabilire i diritti di precedenza in mare è il famoso regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare. È importante ricordare che la barca che deve lasciare libera la rotta manovri per tempo e in maniera visibile in modo da tranquillizzare l'altra. Piccole correzioni di prua o peggio manovre dubbie sono sempre da evitare. Chi invece ha diritto di precedenza deve mantenere la stessa rotta e velocità intervenendo solo nel caso in cui l'altra non riesca a modificare adeguatamente la rotta. In caso di incrocio, sia tra 2 barche a vela, ad avere la precedenza è quella che naviga con le mure a dritta. Nel caso invece in cui le 2 barche procedono con le stesse mure, a dover accostare è chi naviga sopravvento, poggiando a largo anticipo e passando di poppa. Il codice della navigazione, in linea generale, prevede che in caso di incrocio senza pericolo di collisione si debba mantenere sempre la dritta rispetto alla barca che si avvicina, moderando la velocità. Nel caso in cui le rotte
siano a rischio di collisione, invece, l'imbarcazione con migliori capacità di manovra dovrebbe tenersi discosta da quella con maggiori difficoltà. Anche in corrispondenza dell'imboccatura del porto ci sono delle precise regole di precedenza da rispettare. Ha diritto di precedenza chi esce rispetto a chi entra e che uscendo ci si dovrebbe sempre allontanare facendo la rotta a 90 gradi rispetto alla riva. Anche in questo caso queste regole spesso non sono rispettate e non è difficile incontrare prepotenti o vedere qualche barca tagliare la rotta di un'altra. Punto 4. Bandiere e segnali diurni. Le bandiere in mare costituiscono da sempre un linguaggio antico che un tempo era esclusivo dei marinai e che rappresentava l'unica forma di comunicazione fra le navi. Alle bandiere è affidato il rispetto di un'etichetta propria dei navigatori, ma anche importanti principi di sicurezza e comunicazione. Secondo il codice di navigazione, a bordo le bandiere vanno issate in questo modo. La bandiera nazionale va alzata alle ore 8 al tramonto di poppa e deve essere di dimensioni maggiori a tutte le altre bandiere a bordo. L'esposizione della bandiera è obbligatoria per tutte le imbarcazioni e navi, sia in navigazione che in porto. Sono i natanti sotto i 10 metri possono decidere di non esporla. Il guidone sociale può essere issato in testa all'albero e tenuto fisso. La bandiera di cortesia dello Stato ospitante va alzata alla crocetta di dritta o sull'asta di prua per le barche a motore. Questa azione non è obbligatoria, ma fa parte di un'etichetta nautica. È perciò buona norma osservarla ogni volta possibile. La bandiera armatoriale può essere invece issata sulla crocetta di dritta, quando non è presente la bandiera di cortesia, oppure su quella di sinistra. Tutte le bandiere, escluso il guidone, devono essere ammainate quando è mainata la bandiera nazionale. La bandiera di nazionalità si vede in tutte le barche, ma le altre bandiere spesso non vengono esposte affatto o vengono issate in modo sbagliato. Stessa approssimazione da parte dei diportisti c'è per i segnali diurni. Secondo il codice della navigazione, le barche a vela che navigano mosse da macchine sono equiparate a tutti gli effetti a navi a propulsione meccanica. Devono quindi mostrare di giorno un cono con vertice in basso. Allo stesso modo, tutte le navi e imbarcazioni, quando sono alla fonda, devono mostrare un pallone nero di dimensioni adeguate a prua. Basta navigare lungo le nostre coste per sapere come i navigatori scrupolosi, che utilizzano correttamente i segnali diurni, sono davvero pochi. Punto 5. Distanza dalla boa dei sub. Nonostante le autorità, le forze dell'ordine, i giornalisti e le TV lo ripetono milioni di volte ogni stagione, tutti gli anni c'è sempre qualcuno che dimostra di non aver capito, meglio digerito e rispettato questa norma basilare per la sicurezza dei sommozzatori. Ma cosa dice la legge? Chi si immerge deve essere collegato a una boa di segnalazione con bandiera rossa e strisce diagonali bianche, visibili almeno da 300 metri. In caso di immersioni notturne, deve esserci inoltre una luce lampeggiante gialla, visibile dalla stessa distanza per 360 gradi. Il subacqueo, poi, deve tenersi entro 50 metri da questi mezzi di segnalazione o da eventuali barche d'appoggio, mentre le altre unità di transito devono navigare ad almeno 100 metri di distanza. Fate attenzione, perché coloro che transitano con un'imbarcazione a una distanza inferiore a 100 metri da una boa di un sub commettono un illecito penale. E su questo punto, in effetti, c'è ben poco da scherzare. Punto 6. Partenza dalla spiaggia. Arrivo e partenza dalla spiaggia per le imbarcazioni in Italia sono consentiti alle seguenti condizioni. Nei corridoi di atterraggio procedendo a velocità minima. In assenza di corridoi, nelle zone frequentate dai bagnanti, l'attraversamento della fascia è consentita soltanto a remi. A quanti di noi è capitato di vedere gommoni, barca a motore, barca a vela e moto d'acqua, con motore acceso a pochi metri dai bagnanti e fuori dagli appositi corridoi? Punto 7. Regole per lo sci nautico. Lo sci nautico è strettamente regolamentato in Italia. Non bastano una moto d'acqua o un tender dell'imbarcazione e una corda per provare. Il regolamento prevede molte limitazioni, tra cui
Il conducente deve essere in possesso ed essere munito di patente nautica, anche quando la potenza del motore non lo richiede. La distanza tra la barca trainante e lo sciatore non deve essere superiore ai 12 metri. La corda di traino deve essere galleggiante e l'asta conforme alle disposizioni RINA. La barca trainante deve essere dotata di specchio retrovisore convesso. Lo sciatore deve sempre indossare un giubbotto di salvataggio. Molti si improvvisano nell'attività di sci nautico, non conoscendo le leggi e non facendo attenzione, ma le sanzioni possono essere salate. Il consiglio è sicuramente di rivolgersi a centri specializzati con istruttori e guide qualificate, che vi faranno imparare ed esercitare in tutta sicurezza al largo e rispettando le normative.